Benvenuti, oggi è domenica 17 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:15, la luna si leva alle 5:58 e cala alle 22:01. Oggi si celebra San Pasquale Bailon, protettore dei cuochi e dei pasticceri. Il nome Pasquale ha origini ebraiche e significa letteralmente relativo alla Pasqua, festa della liberazione e della rinascita. Oggi, 17 maggio, si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, questa data ricorda il 17 maggio 1990, quando l'OMS rimosse l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. L'obiettivo è infatti promuovere il rispetto, l'uguaglianza e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Tanti auguri a Corrado Guzzanti, che oggi compie 61 anni. Il genio della satira italiana, capace di creare maschere indimenticabili che hanno raccontato i vizi e le contraddizioni del nostro paese. Dall'ottavo nano a Boris, Guzzanti resta un punto di riferimento assoluto per la comicità intelligente. Buon compleanno anche ad Elettra Lamborghini, che oggi spegne 32 candeline. Erede della celebre dinastia automobilistica Elettra, ha conquistato le classifiche internazionali con il suo ritmo latino e la sua energia travolgente, diventando così un volto amatissimo della TV e della musica pop. Infine auguri a Claudia Coll, che oggi festeggia 61 anni. Da diva del cinema negli anni 90 a una nuova vita dedicata alla spiritualità e al volontariato, la sua storia è un esempio toccante di cambiamento e di dedizione verso gli ultimi, attraverso la sua associazione Le Opere del Padre. Il 17 maggio 1953 a Roma si inaugura ufficialmente lo Stadio Olimpico. Alla presenza di 90.000 spettatori e del presidente Luigi Einaudi vennero liberati 3.000 colombi in segno di pace. La partita inaugurale fu Italia-Ungheria. Nonostante la sconfitta degli azzurri, quel giorno lo stadio divenne il simbolo di un'Italia che voleva tornare a sognare e a correre dopo il buio della guerra. Perché sudiamo guardando un film thriller? In momenti di tensione il nostro cervello rettiliano attiva la risposta attacca o fuggi, aumentando così la sudorazione per preparare i muscoli allo sforzo. Questo accade anche se stiamo fermi sul divano grazie ai neuroni specchio. Infatti il nostro sistema nervoso simula le emozioni dei protagonisti, facendoci vivere il pericolo sulla nostra pelle. Il 17 maggio 1981 gli italiani furono chiamati alle urne per un referendum storico. Con una netta maggioranza i cittadini scelsero di confermare la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, approvata 3 anni prima. Fu un passaggio fondamentale che segnò la modernizzazione del paese e il riconoscimento dei diritti civili delle donne. In inglese si dice get your ducks in a row, metti le tue anatre in fila. L'espressione richiama l'ordine perfetto necessario nei poligoni di tiro o nei giochi da fiera. Significa organizzarsi meticolosamente e prepararsi al meglio prima di iniziare un compito. In Italia il concetto è simile a quello di fare mente locale o mettere le cose in ordine. Patrick de Gaillardon, un uomo che ha letteralmente imparato a volare. Pioniere del sky surf e della tuta alare wingsuit, Patrick ha sfidato le leggi della fisica lanciandosi da vette altissime e persino rientrando in un aereo in volo. Questo Icaro moderno ha vissuto per superare i limiti dell'umano fino al tragico incidente alle Hawaii nel 1998. Un sognatore che ha guardato il mondo da una prospettiva che pochi possono anche solo immaginare. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non si può insegnare niente a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. Con il consiglio del grande Galileo vi auguro una domenica di scoperte, soprattutto interiori. Grazie per aver passato questo tempo con me, io vi aspetto anche domani per iniziare insieme una nuova giornata assieme all'Almanacco. Buona domenica dalla vostra Jaire.